quindi do il buon pomeriggio a Gennaro Daria. Buon pomeriggio. Grazie, altrettanto a voi. Allora Gennaro, parliamo di questo programma televisivo che si intitola Gennaro o Mastra Pizza. Gennaro Mastra Pizza, modestamente sono io. È una trasmissione, un personaggio creato da Francesco Contrastato, produttore e creatore di questa trasmissione, nonché regista della stessa trasmissione. E quindi questo personaggio è nato così, diciamo all'improvviso, all'impronta, per la mia passione per la pizza classica napoletana, nonché per la città di Napoli. E lui ha pensato bene, dice: Gennaro, questa tua passione perché non la realizziamo con un programma, con un personaggio? E ha creato il personaggio Gennaro Mastra Pizza. Tra l'altro so che domani avete la conferenza stampa di presentazione. Sì, domani abbiamo la conferenza stampa presso Solo Pizza via Manzoni. Gaetano Genovesi gentilmente ha messo a disposizione il locale per questo evento, diciamo. E la trasmissione abbiamo già realizzato 3 puntate e va abbastanza bene, piace il personaggio, piace il target della trasmissione e quindi noi speriamo sempre meglio, di andare sempre più avanti. Certo, Gennaro, ci dici su quali canali televisivi è venuta la trasmissione? Antenna 3 e Angri 24, per adesso. Sì. Michele, sì, io puoi chiedere qualcosa a Gennaro? più che altro voglio sapere, ma qual è la vera pizza napoletana? La vera pizza napoletana è la margherita. No, oltre alla margherita ce ne sarà un'altra. Vabbè, c'è la marinara. La marinara, che è la pizza proprio dei marinai, che se la facevano. C'è la pizza o casone, il famoso casone, o casone imbuttonato, salame, prosciutto, quello che ci vuoi mettere dentro, quello ci metti. È una pizza per Giuliana? La pizza per Giuliana, per Giuliana la cosa più bella e classica è la margherita. Io la margherita ce l'ho nel cuore, sinceramente. Anzi, a proposito, noi appunto parlando di margherita, noi stiamo cercando Margherita. Ah, vedi? Cioè Margherita nel senso una bella ragazza che può rappresentare, diciamo, la classicità della Margherita. La bellezza mediterranea. La bellezza mediterranea, bene. Senti Gennaro, approfitto della tua simpatia per Grazie. di invitare tutti gli adulti ma soprattutto i bambini qui al villaggio di Babbo Natale. Noi siamo fino a 6 gennaio. Sì. E quindi insomma i bambini hanno la possibilità di fare questo percorso bellissimo e di incontrare Babbo Natale, quindi vorrei che tu con la tua voce e la tua simpatia invitassi tutti a venire qui. Sì, certo, allora ecco, un Master Pizza vi invita a venire qui al Giambo 2 al villaggio di Babbo Natale, grandi, piccerille, meno grandi e meno vicini, i neonati, venite tutti qua perché è un bell'ambiente, caloroso, accogliente, vi divertite e state veramente familiarmente uniti. Ma che meraviglia, grazie Gennaro. Tra l'altro la cosa simpatica è che ti possono anche scrivere direttamente, quindi a questo punto io darei la tua mail che è Gennaro Omasto da Pizza, così come ve l'ho letto, Gennaro Omasto da Pizza @gmail.com per scrivere direttamente al simpaticissimo Gennaro. Grazie, gentilissimo. Io auguro davvero un grande bocca al lupo crepi per la trasmissione. Crepi il lupo, crepi il lupo. E a questo punto anche un buon Natale. Grazie a tutti voi, veramente buon Natale e un grazie infinito per questa mia partecipazione, veramente sono stato molto felice e contento. Grazie a Gennaro Daria, grazie al tuo produttore, insomma siamo in questo momento anche in TV, quindi salutiamo. Sì, chi lo produttore mio se non ha la telecamera non fa niente, lui vive con la telecamera. Grazie a Gennaro Daria. Grazie a voi, buona serata e buon proseguimento, grazie.